La curva si è fermata e forse qualche crepa si inizia a intravedere nei grafici. Il rischio della terza ondata è sempre dietro l'angolo e anche il governatore Luca Zaia richiama i veneti a una maggiore attenzione. In queste ore vedete che il bollettino sta iniziando a dare dei segnali. Vedete l'utilità di vedere tutti i giorni i dati? Quando vedi che comincia a muoversi il ricovero e supera le dimissioni giornaliere, vuol dire che c'è un trend che si sta riaccentuando. Insomma, io non voglio fare il catastrofista, ma di certo non possiamo abbassare la guardia. Nel mirino ci sono i nuovi provvedimenti che dovranno essere messi nero su bianco a 4 mani per arrivare alla primavera in sicurezza, fra regole da riscrivere e ristori che ormai diventano indispensabili per molte categorie. Avremo in queste ore incontri prima con i colleghi presidenti e poi con il governo, ministro Gelmini, ministro Speranza, e non escludo anche che prima del 5 marzo si arrivi anche a fare un incontro con il primo ministro, quindi col Presidente del Consiglio, circa le misure da adottare. Io penso che questo sia veramente il DPCM che rappresenterà il grande spartiacque tra l'inverno che si va a chiudere e la primavera che inizia. Ovviamente saranno regole, spero che si prendano in considerazione seriamente misure anche di aiuto alla nostra economia, premesso che la salute viene prima di tutto, così evitiamo i polemici di ogni giorno.